Ciao, sono Francesca, ho 32 anni e la mia professione attuale è l'imprenditrice. Arrivata in un momento particolare della mia vita, ho deciso di intraprendere questa nuova esperienza e quindi di avviare questa attività con un'amica. Abbiamo valutato l'idea di poterci trasferire all'estero, ma abbiamo deciso di accettare la sfida e di metterci in gioco provando ad avviarla nella nostra città, dato il legame con la nostra terra. Essendo nuova nel campo dell'imprenditoria, abbiamo pensato come prima cosa di rivolgerci a un servizio pubblico come quello che offre appunto il centro del lavoro qua di Cagliari, e abbiamo trovato un appoggio abbastanza importante sia per quanto riguarda la motivazione, perché comunque un conto è pensare di aprire un'attività e fantasticare su questo, un conto è poi realmente mettere in pratica tutto ciò che riguarda la burocrazia e le problematiche che nascono man mano che il progetto va avanti. Rivolgerci al centro del lavoro ci è stato molto utile perché chiaramente, a parte i problemi tecnici, era fondamentale anche avere un supporto economico, e per questo siamo riusciti a chiedere al Comune di Cagliari il microcredito, quindi il POIC, che è assolutamente fondamentale o comunque molto utile per giovani imprenditori come noi. Quindi chiaramente un aiuto di questo tipo con interessi zero, con una possibilità di restituzione comunque in tempi abbastanza larghi e abbastanza comodi, chiaramente è un vantaggio non da poco. Il centro del lavoro aiuta per quanto riguarda i primi consigli, quindi dove potersi rivolgere a livello di gestione. L'aiuto è stato principalmente per chiedere il microcredito e di consigli per poi chiaramente da sole portare avanti il progetto. Però è stato veramente fondamentale e io lo consiglio a tutte le persone che conosco realmente e che vogliono avviare un'attività. Le ho mandate tutte nello studio del centro del lavoro di Cagliari perché sono stati veramente gentilissimi, e comunque è anche un supporto personale emotivo, cioè ti motiva, no? a farlo e a metterti in gioco, e questo è importante nel momento in cui tu non hai mai avuto un'attività, non ti sei mai messa in gioco da questo punto di vista, quindi chiaramente hai mille dubbi, mille preoccupazioni, hai bisogno comunque anche di un supporto personale, non so come si dice, emotivo, non lo so. Comunque. La mia socia è Valentina, possiamo chiamarla sorella più che amica, e devo dire che è l'unica persona con la quale mi sentivo e mi sento di intraprendere una cosa come questa, e con la quale c'è un rapporto di amicizia, di rispetto, di supporto, di tutto ciò che di positivo si può immaginare, e quindi chiaramente questo è molto importante, perché oltre ad esserci il rapporto lavorativo c'è un rapporto di sostegno reciproco in qualsiasi problema. Mi sento sicuramente di dare un consiglio a tutte le persone che vogliono intraprendere un percorso come questo, quindi di aprire un'attività. Sembra tutto molto più grande prima di iniziare. Una volta che iniziamo a fare le cose, tutto viene da sé. Chiaramente è fatto con responsabilità, fatto con i piedi per terra, bisogna valutare tante cose, però se i passi si fanno piano piano e con le persone giuste è possibile farlo. Quindi insomma, indipendentemente dalle scelte che uno possa fare, credo che l'importante sia conoscere le proprie priorità e riuscire in base a queste a organizzare la propria vita, dal punto di vista lavorativo in questo caso chiaramente. Detto questo, ciao a tutti e buon lavoro!